Baby, you're really in love, 'cause you're happy with me. You just give me a show, there's nothing wrong with me. Baby, what you dreaming of? If you were right with me, baby, we're really in love. There's nothing wrong with me. Il kitesurf per me è tutto, è la mia vita e io lo faccio da quando avevo 12 anni. Io l'avevo provato molto prima perché turisti che vengono a fare questo sport a Capoverde sono tanti. Tipo Capoverde è conosciuto uno dei posti che praticano più il kite, vengono tanto turismo, per quello noi lavoriamo con il turismo là e devo dire che ogni tanto faccio anch'io l'istruttore per insegnare alla gente, non è solo andare a allenarmi, devo dire che è una bella roba. Io prima facevo gare nazionali, no? Venivo in Italia e ho vinto il campionato italiano juniores nel 2010 e poi nel 2010 ho iniziato anche a fare i mondiali, da lì ho smesso di fare regionali, sono andato subito internazionali. E il mio primo risultato è stato secondo nella Coppa del Mondo e poi già dopo quel risultato lì il gioco iniziava a essere dura perché dopo arrivavano i sponsor, dovevo viaggiare di più, allenarmi di più, concentrarmi su questo sport che faccio io. Devo dire che sono molto soddisfatto adesso di essere stato campione del mondo nel 2011, è la cosa più bella che mi sia capitata è questa. Le feste le faccio, però devo anche concentrarmi perché non è che vado in giro così a ubriacarmi, dare brutte immagini in giro, no. Mi diverto con gli amici, facciamo festa sì, però dopo io mi alleno tanto anche, quindi non posso permettermi di uscire sempre. Vado in palestra a preparare i miei esercizi, poi adesso sto facendo un po' tutto, sto facendo stand up, surf, kite. Tipo un piccolo waterman, voglio fare i mondiali non solo del kite perché magari negli anni i sport iniziano a essere più duri, se io non mi trovo più col kite magari c'ho il SUP, non lo so, però devo dire che queste esperienze mi portano davvero sopra il top. A questo livello devo ringraziare mio padre, Libero Cozzolino, non so se tutti lo conoscono perché è un personaggio grande, perché soprattutto mi ha portato a essere me, quello che sono adesso. Quindi un grande ringrazio a lui, perché se non era lui non ero qua. Labora? Ma è solo di un lunedì, io lavoro tutti i giorni.